Ringrazio. L'Italia è in ritardo, un ritardo che pesa e ci allontana sempre più dai paesi che guidano i processi di innovazione e sviluppo tecnologico. Queste le premesse della riflessione sviluppata nel 2 giorni del Technology Forum organizzato a Castelbrando dalla Fondazione Ambrosetti. A confronto sulle colline trevigiane studiosi ed esperti della finanza, della ricerca e imprenditori arrivati da tutto il mondo. L'obiettivo è quello di creare un ecosistema dell'innovazione al servizio del Paese. Valerio De Molli, amministratore delegato di European House Ambrosetti. È un tema di massa critica, è un tema di volume delle risorse destinate a questo. Abbiamo visto dai dati come il nostro Paese è nella parte media o medio-bassa delle classifiche secondo tutti gli indicatori, ma soprattutto c'è bisogno di dedicare investimenti seri, dimensionalmente rilevanti. Il capitolo investimenti è davvero il punto dolente, anche se non mancano sforzi per finanziare l'innovazione. Luca Zaia, presidente del Veneto. Il PIL cresce se si investe in innovazione. Il Veneto lo fa perché investe quasi 100 milioni di euro all'anno per l'innovazione e la ricerca che viene demandata alle diverse realtà e alle università. La riflessione di Roberto Santolamazza, direttore di Treviso Tecnologia. Uno dei messaggi importanti è che l'innovazione non è soltanto tecnologia, l'innovazione è guardare davvero quello che succede nel mondo, immaginare ad esempio le incredibili nuove masse di consumatori che nei grandi paesi emergenti si affacciano sul mercato e immaginare nuove soluzioni per quei mercati. Il Technology Forum ha chiuso i lavori indicando 7 azioni prioritarie per accelerare l'innovazione come leva per il rilancio dell'economia. Tra queste l'individuazione con criteri rigorosi delle imprese innovative, rendere automatico il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo delle imprese, dotare università e centri di ricerca di strumenti e risorse per l'attività di trasferimento tecnologico.